Gallerie di Moneglia, in arrivo dalla Regione 500.000 euro per un primo intervento di messa in sicurezza e riqualificazione. Studenti del Davigo Nicoloso d'Areco, protagonisti di un progetto di alternanza scuola-lavoro in Sicilia, nei campi sottratti alla mafia. Parte nel Tigullio il progetto Ogni stagione porta i suoi frutti, decine di corsi e attività gratuite rivolte alle persone con più di 60 anni. Ha aperto i battenti, la scuola di falegnameria di Lucma in Perù è gestita dai coniugi Roccati, partiti dal Tigullio con l'operazione Mattogrosso. Chiavari porte aperte per 3 giorni, la piscina e l'area del porto ospiteranno dimostrazioni di discipline sportive per disabili. L'esperienza della scuola di Caivano al centro del ritiro di Pasqua per gli operatori del villaggio del ragazzo a Campo di Nela, riflessione condotta da Don Paolo Zanandreis. 6 mesi dopo la mareggiata, Rapallo riapre a residenti e turisti. Rimossi gli ultimi yacht incagliati, riaprono anche tutti i locali. Inaugurato il tratto di lungomare lato Castello. Prove di carico sui ponti del Rupinaro a Chiavari, positiva la loro risposta, intanto sondaggi e carotaggi in corso anche sul ponte di Settembrin a Carasco. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, vi parleremo del progetto di riqualificazione delle gallerie di Moneglia per le quali sono a disposizione 500.000 euro della Regione. Poi parleremo della fiaba terapeutica in un incontro di aggiornamento per gli insegnanti in cui è stato presentato anche un libro. Vediamo i servizi. La riattivazione del segnale telefonico su tutto il tragitto e l'installazione del sistema Wi-Fi in galleria per migliorare le condizioni di sicurezza e percorrenza dei tratti e garantire la funzionalità dei sistemi di monitoraggio sono gli interventi previsti per il primo lotto di ammodernamento e riqualificazione della strada delle Gallerie di Moneglia nell'intero tratto tra Deiva Marina e Sestri Levante. L'intervento sarà finanziato dalla Regione Liguria con 500.000 euro del fondo strategico, primo stralcio di un'operazione più ampia e significativa in quanto riguarda l'ammodernamento di un'arteria molto importante per il territorio del Levante, dichiarata di interesse regionale. La strada, ricavata sul sedime della vecchia linea ferroviaria lunga 7 km e nella quale si attraversano 12 gallerie, vanta 145 anni di storia e ogni giorno viene utilizzata in media da quasi 2.000 veicoli. Questi primi finanziamenti ci consentiranno di garantire la maggiore efficacia dell'infrastruttura, ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone in visita a Moneglia insieme al presidente Toti e ai sindaci dei 3 comuni. La strada rappresenta una risorsa unica e fondamentale non solo per i comuni attraversati ma per l'intera regione. L'intervento di messa in sicurezza potrà partire subito. Entro l'anno il cantiere verrà infatti appaltato per dar modo agli enti di spendere quanto prima i finanziamenti a disposizione. Percorrendo queste gallerie ci ricordiamo la bellezza e la particolarità della Liguria che ci fa percepire in ogni suo angolo la somma dell'ingegneria di ieri e di oggi, ha dichiarato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Intervenire su questa infrastruttura rappresenta qualcosa di più della semplice somma algebrica tra numero di macchine, abitanti e turisti da accogliere. Vuol dire coltivare con grande tenacia le nostre peculiarità. Con questi finanziamenti e grazie al progetto, ha concluso il presidente, potremo impostare un lavoro che va oltre l'impiantistica e la sicurezza e che riguarda la protezione delle nostre aree così belle e così fragili. La fiaba come strumento terapeutico, un modo attraverso il quale rappresentare con un linguaggio simbolico le difficoltà e i blocchi inconsci che complicano la vita delle persone, siano esse adulti, bambini o giovani adolescenti. A questi ultimi in particolare, alle loro complicazioni caratteriali tipiche di questa età difficile, sono rivolte le storie che l'autrice ha scritto partendo da 2 casi estremi, 2 ragazze, una all'opposta dell'altra. Di qui il titolo del libro che raccoglie tutte le storie scritte, Ghiaccio bollente. La prima mi ricordava il fuoco, la lava, l'altra mi ricordava invece il ghiaccio. Entrambe 2 ragazzine molto intelligenti e la fiaba dentro di loro ha smosso qualcosa, è stata risolutiva, ecco. Si può dire che sono gli estremi queste 2 ragazze di un'età che è quella dell'adolescenza caratterizzata da tante problematiche. Attraverso quale strumento si riesce a entrare in contatto con gli adolescenti di oggi? La fiaba è uno di questi. Intanto il primo strumento è sicuramente l'empatia.
Il ragazzo deve sentirsi accolto, capito, con tutte le sue contraddizioni. Uno strumento quindi è la capacità di entrare in relazione, questa è una caratteristica importante. La fiaba terapeutica è uno strumento piuttosto originale, anche se non nuovissimo, non l'ho sicuramente inventata io, ci sono tanti libri scritti sulla fiaba terapeutica. Quello che possono fare gli educatori è di seguire alcune tracce di discussione su temi che comunque riguardano gli adolescenti, come il bullismo, oppure come le aspettative che a volte si portano dietro dalla famiglia, come la riflessione su se stessi. Questo è un tema trasversale che può interessare sia gli insegnanti, così come posso parlarne con un terapeuta. Un progetto di alternanza scuola-lavoro molto particolare, quello che ha visto protagonisti i ragazzi, alcuni studenti del Davigo Nicoloso d'Arecco che sono andati in Sicilia per lavorare nei campi sottratti alla mafia. E poi, tornando nel Tigullio, parte il progetto Ogni stagione porta i suoi frutti, rivolto alle persone con più di 60 anni, diverse le attività che verranno proposte, corsi di formazione e non solo. Vediamo. Un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in Sicilia, nei campi sottratti alla mafia, e il coraggio di imprenditori siciliani che non hanno ceduto alle intimidazioni. È lo straordinario incontro che ha visto protagonisti gli studenti del Davigo Nicoloso d'Arecco. Ascoltando i testimoni e lavorando i terreni, hanno capito le difficoltà della lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere persone straordinarie, siamo rimaste colpite dal loro coraggio. Da lì la voglia di capirne di più. Come dico sempre, siamo diventati tutti un po' più grandi, mi ci metto dentro anch'io, siamo più critici, cerchiamo di non chiudere gli occhi, di non girare la testa dall'altra parte e speriamo che le persone che abbiamo incontrato ci abbiano trasmesso un po' del loro coraggio. I ragazzi hanno raccolto le loro impressioni nel volume Consapevoli del nostro futuro. Il coraggio di chi combatte la mafia e di chi si impegna a compiere scelte mature potrà essere così divulgato. Sicuramente abbiamo imparato che cos'è il servizio quello vero, fatto senza nessun tipo di compenso indietro. Ho imparato che bisogna riuscire a rinunciare, diciamo, all'egoismo di pensare prima a noi stessi. Mi sono resa conto che ci sono molte cose che non vanno, di cui non siamo consapevoli, che facciamo probabilmente finta di non vedere. Un consumo critico, quindi provare a capire che cosa c'è dietro e a attuare delle scelte, anche se difficili e magari dannose, possiamo provare a combattere questo fenomeno. Il coraggio degli imprenditori è quello che dà speranza a proseguire, nonostante le mancanze delle istituzioni, l'omertà e le gravi difficoltà a resistere. Francesco Billeci e Nicola Clemenza hanno raccontato a Sori il loro dramma personale, ma anche il desiderio di lottare a testa alta. Fondamentalmente l'arma della mafia è la paura, l'arma dell'antimafia è il coraggio, ma se vogliamo il coraggio di essere normali, come prima hanno detto i ragazzi, perché una società civile non ha bisogno di eroi, ha bisogno di persone normali. Ahimè, penso che quando si ha bisogno di eroi forse dobbiamo fare ancora un po' di strada. Ci sono progetti di socializzazione, anche conferenze e azioni invece particolari, nel senso anche un po' innovative, come può essere, non so, la cucina creativa, la scrittura creativa, la robotica. L'aspetto che si vuole valorizzare, soprattutto nella persona anziana, qual è? È appunto il fatto di invecchiare bene, quindi un invecchiamento attivo. Nell'ambito di questo progetto complessivo vengono valorizzate quelle che sono le attività che già in qualche modo vengono sviluppate dalle vostre associazioni. Diciamo che le attività delle nostre associazioni proseguono con il loro iter. Questi progetti sono un po' innovativi, vanno un po' incontro alle esigenze di persone un pochino più giovani e quindi sono state individuate delle azioni un po' nuove per permettere alle persone di mettersi in gioco. Diciamo che la finalità è sempre la stessa, quella di un vivere bene, del socializzare, di imparare
cose nuove, perché noi pensiamo che anche finito il percorso lavorativo si debbano valorizzare le persone e anche le cose che si fanno, e quindi insegnare alle persone di mettersi in gioco con diverse attività. Quali sono le azioni che sono previste da ciascun distretto? Allora, tutte queste azioni qui hanno, diciamo, come tempo è tutto l'arco che va da aprile a novembre del 2019. Nel nostro territorio ci sono dalle gite, si vanno a delle escursioni tipo quelle camminate territoriali, valorizzare appunto questi appoggi sul territorio. E ha aperto i battenti a Lucma in Perù la scuola di falegnameria gestita dai coniugi Roccati, in missione dal Tiguglio nella terra peruana. La struttura è diventata un punto di riferimento per i ragazzi del luogo, e sul nostro territorio in tema di formazione partiranno il prossimo anno scolastico all'Istituto in Memoria dei Morti per la Patria i corsi serali. Vediamo i servizi. È iniziata la scuola a Lucma. La struttura, rimessa a nuovo da Danilo e Giulia, ha aperto i battenti dopo alcuni mesi di lavoro. Entra nel vivo la missione del Mato Grosso. I ragazzi hanno finalmente un luogo dove studiare e formarsi. Danilo e Giulia Roccati, giovani sposi, genitori di 3 bimbi, sono in Perù da 4 mesi e mezzo. Il loro compito è quello di gestire la scuola secondaria per i giovani del posto, secondo il desiderio della locale parrocchia. L'obiettivo è di togliere dalla strada e spesso dalla solitudine i bambini alle soglie dell'adolescenza. La struttura era chiusa ormai da tempo. Ci sono le materie come si fanno da noi in Italia, quindi c'è storia, geografia, matematica, italiano, in qualsiasi comunicazione, sarebbe spagnolo, e più la nostra scuola è un po' particolare perché è un internato, quindi i ragazzi vivono con noi tutto il giorno fino al venerdì, se possono quelli più vicini vanno a casa al fine settimana. Però a parte questo imparano anche un mestiere, quindi è un po' una scuola professionale per certi versi, perché 6 ore al giorno loro fanno pratica di falegnameria. I lavori hanno coinvolto l'intera famiglia, anche Giulia insegnerà nella nuova scuola. Sono contenta perché è un po' il modo che ho io per stare vicino a questi ragazzi. La scuola è una scuola ispirata al metodo di Don Bosco educativo, quindi adesso stiamo leggendo libri, vedendo film. Lucma dista diverse ore da Lima, spesso è necessario raggiungere la capitale per sbrigare delle pratiche o ritirare documenti importanti. Qui Danilo, Giulia e gli altri volontari possono contare su una base d'appoggio. Aiutarli in quello che devono fare a Lima, per esempio adesso Giulia e Danilo sono venuti per i documenti e quindi loro vengono a Lima dopo ore e ore di viaggio e hanno bisogno di una casa, hanno bisogno di una base, esatto. Quali sono le modalità per poter accedere a questo servizio? Innanzitutto possono iscriversi ai corsi entro il 31 di maggio tutti coloro che vogliono completare il percorso di studi e per differenti ragioni non l'hanno completato nei corsi diurni. Quindi persone che avessero abbandonato gli studi a metà percorso o anche persone che avessero il titolo di scuola media? Entrambi, persone che hanno il titolo di terza media possono iscriversi alla prima, abbiamo 2 prime autorizzate, una appunto di geometri e di ragionieri, e anche persone che hanno interrotto gli studi perché offriamo un studio personalizzato e quindi la possibilità di completare in tempi ragionevoli il percorso e prendere il diploma. Quando inizieranno le lezioni? Le lezioni iniziano a settembre. 16 settembre mi sembra che sia la data di inizio, di pomeriggio, tardo pomeriggio, 23 ore alla settimana. Con un'interessante anteprima già a maggio. Sì, facciamo un open night il 7 maggio alle ore 17 per dare informazioni più dettagliate a chi è interessato. Il corso è gratuito e c'è la possibilità di concordare una sorta di piano di studi con l'istituto? Assolutamente gratuito, essendo una scuola statale, e cerchiamo di, attraverso interventi personalizzati, studio individuale, sportelli didattici, di dare proprio un contributo concreto a persone che hanno avuto difficoltà nel corso della loro vita e non hanno completato lo studio a tempo debito.
Chiavari si prepara a diventare un punto di riferimento per il turismo accessibile e lo sport accessibile. Con Chiavari Porte Aperte, l'area del porto turistico ma anche la piscina comunale si apriranno per ospitare le discipline sportive rivolte ai disabili. Vediamo nel dettaglio. Una 3 giorni di sport e turismo accessibile, durante la quale davvero tutti potranno cimentarsi con la vela, il canottaggio, la scherma, il basket e il nuoto nell'area del porto e nella piscina di Largo Pessagno. Tutto questo è Chiavari Porte Aperte. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile, in contemporanea con la mostra del Tiguglio in scena nel centro storico, le associazioni sportive cercheranno di dimostrare quanto il connubio sport e turismo sia centrale per lo sviluppo del territorio e per il percorso di inclusione delle persone con disabilità. Far percepire a tutti e soprattutto ad altri operatori, non solo dello sport ma proprio del turismo, albergatori, ristoranti eccetera, come facendolo bene, costruendolo bene, avendo la pazienza, il turismo accessibile sia un'ulteriore opportunità per questa città e direi più ampiamente per tutto il Tiguglio. Ad aprire la 3 giorni, venerdì mattina alle 10 nell'auditorium della Filarmonica, il corso di aggiornamento per allenatori e volontari dei vari sport coinvolti. Nel pomeriggio poi l'inaugurazione ufficiale con il via alle diverse attività che vedono coinvolte le società sportive come la Lega Navale di Chiavari, la Chiavari Scherma e il Chiavari Nuoto, con la collaborazione del Centro Benedetto Acquarone. Un supporto organizzativo, organizzando tra le altre cose anche la partita di basket in carrozzina insieme in collaborazione con il BIC Genova. In questi 3 giorni sarà possibile anche accedere alla piscina comunale per provare a tuffarsi in vasca? Certo, assolutamente sì, ci saranno e ci sono i nostri istruttori che sono la risorsa più importante della Chiavari Nuoto per il lavoro che fanno con grande passione. Domenica 27 aprile dalle 10 a mezzogiorno, dove sarà possibile andare in palestra e quindi provare a approcciarsi a questo sport, in particolare dedicato alle persone con disabilità motoria, con il maestro dedicato, in modo tale che chi vorrà potrà provare a tirare di scherma e appassionarsi a questo nuovo sport. La manifestazione avrà anche un prologo ed un epilogo nel segno della vela. Dal 22 al 25 aprile, dalle 16 alle 19 al porto di Chiavari sarà possibile salire a bordo dell'imbarcazione per disabili ANSA 303, la cui regata di categoria domenica andrà a chiudere la 3 giorni. Arriveranno delle barche da Palermo, un team da Palermo, col quale poi andremo a fare le regate dell'Accademia Navale di Livorno il 1° maggio. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì, tempo di silenzio televisivo per quanto riguarda la nostra emittente. Abbiamo parlato però di un progetto che ha visto in campo gli operatori del villaggio del ragazzo, un ritiro pasquale nella chiesa di Campodinè per riflettere sull'esperienza della scuola di Caivano. La riflessione è stata condotta da Don Paolo Zanandreis. Vediamo. Questa esperienza ha, come dire, dentro una situazione di disagio, la scuola è diventata un punto di speranza. Allora, utilizzando questi video in cui si parla di questa esperienza, abbiamo trattato in 3 blocchi diversi la nostra riflessione. La prima, nel primo video, viene raccontato tutta l'esperienza di ristrutturazione della scuola, quindi la preside Eugenia Carfora, che è arrivata e ha trovato prima di tutto la scuola disagiata, disordinata, senza regole, struttura sfatiscente. Allora la nostra prima riflessione è stata: quale rapporto abbiamo con la struttura in cui andiamo a lavorare? Però abbiamo approfondito il tema del rapporto con la struttura non in base al fatto di tenere in ordine la struttura, perché naturalmente c'è data, l'abbiamo trovata pulita e pulita deve rimanere perché è il luogo in cui lavoriamo, ma prima ancora in rapporto alla missione che la struttura manifesta, quindi il rapporto di come noi ci coinvolgiamo nella missione e del lavoro che mettiamo in campo nel lavoro più grande di cui il villaggio ha al centro. E nel secondo video, sempre guardando l'esperienza di questa scuola qua di Caivano, in cui ci sono esperienze diverse di ragazzi diversi, con problemi diversi, abbiamo fatto la nostra riflessione cogliendo che al centro di questa opera e di questo nostro lavoro ci sono i ragazzi. Nel terzo video invece abbiamo visto come i professori e tutti i collaboratori della preside si rapportano rispetto a questa missione e ai ragazzi. E allora ci siamo domandati anche noi come ci rapportiamo a questi ragazzi, come li guardiamo, come in fondo viviamo questo nostro lavoro, se lo sentiamo come una vocazione, anche legandolo al regolamento, alla nostra autorità, perché nella scuola
di Caivano c'è un regolamento quasi come se fosse la Costituzione, cioè i ragazzi sanno a memoria tutti gli articoli che la preside ha stabilito e i quali devono essere rispettati. Allora anche per noi è stata la riflessione per dirci: ma la nostra autorità, il nostro regolamento, che funzione ha? Di compensare forse tutti i nostri momenti di frustrazione, o è un regolamento che deve trasmettere il modo in cui vogliamo bene ai ragazzi? Queste sono un po' le tematiche principali di cui abbiamo affrontato. E in tempo utile per il Ponte Pasquale sono stati rimossi tutti gli yacht sul lungomare di Rapallo. La passeggiata è stata riaperta, la città si è aperta appunto ai turisti e ai residenti per il Ponte di Pasqua. Siamo andati a vedere. Ha riaperto questa mattina la passeggiata lato Castello, ora il lungomare fruibile. Il tratto recuperato per i pedoni è quello davanti all'intervento concluso sul torrente San Francesco, vale a dire la prima parte del primo lotto. Una buona notizia per rappallesi e turisti che ieri sera hanno già potuto ammirare il golfo senza imbarcazioni spiaggiate, per la prima volta dopo 6 mesi dalla mareggiata. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare. Intanto martedì si terrà in comune un nuovo vertice sulla questione dell'attracco dei battelli. Deve essere infatti realizzato un canale d'accesso temporaneo al molo Duca degli Abruzzi, ma servono almeno 3 metri di fondale che ad oggi non ci sono. Dopo le festività pasquali, probabilmente ai primi di maggio, partirà la ricostruzione del molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. Ora la situazione per il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio non è per niente positiva. Abbiamo avuto un crollo, spiega il presidente Sergio Michelini, soprattutto sulle prenotazioni. In questo periodo, infatti, il traffico dei battelli è concentrato su Santa Margherita Ligure. L'attracco al Duca degli Abruzzi potrebbe essere già possibile ai primi di maggio, martedì sarà l'occasione per cercare conferme. D'altra parte, aggiunge Michelini, tutti gli operatori turistici locali sono in difficoltà, si perdono numerose prenotazioni e non mancano, anche in questi giorni, i gruppi che disdicono. Tuttavia la città dà segno di voler ripartire, le persone affollano il centro e il lungomare, asfaltato da poco, ha riaperto anche il locale simbolo della devastazione di fine ottobre, il Sapore di Mare, gestito da Ahmed Jasser Ibrahim, ricostruito anche grazie alla raccolta fondi promossa dal Tigullio Non Molla. Negli alberghi, sottolinea infine Aldo Verdin, presidente UGAL, non si arriverà quest'anno ad un boom di presenze. Le prenotazioni hanno avuto un'impennata soltanto in questi ultimissimi giorni. Ripartite, dopo l'attesa riapertura della 227, hanno avuto un blocco per via del meteo. Tanti, conclude infine Verdin, i turisti di passaggio che faranno tappa nel Tigullio. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio adesso al nostro approfondimento. Parleremo di infrastrutture, di verifica di alcune infrastrutture, tra cui i ponti sul torrente Rupinaro a Chiavari. Sono state effettuate le prove di carico e il ponte del cosiddetto del Settembrin, siamo a Carasco, che è stato oggetto di alcuni sondaggi. Vedremo meglio nei prossimi servizi, al termine del quali si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento è fra 7 giorni. Da parte della redazione gli auguri di una felice e serena Pasqua. Al termine delle prove di carico, il ponte di Corso Italia è sceso di 1,4 mm. Considerate le sue caratteristiche, per i tecnici la risposta è positiva. In mattinata sul ponte hanno stazionato fino a 4 camion di circa 40 tonnellate l'uno. In centro è sceso di 1,4 mm, 1,5 mm quasi. Scaricando è ritornato a zero. Quello è molto interessante, molto positivo e necessario, perché così sappiamo che il ponte sta ancora staticamente lavorando nelle condizioni come dovrebbe. Un'altra cosa però è il suo mantenimento. Le condizioni del ponte non sono ottimali. Negli anni la salinità ha aggredito ferro e calcestruzzo. Nel futuro occorrerà intervenire. Come si vede, il ponte non è in un ottimo stato. Se rimane così, se rimarrà così per lungo tempo, per prossimi 10 anni, sicuramente la struttura non potrà sopportare questi carichi. Che cosa si deciderà come comune? Come comune dovremo fare poi una riunione con tutti gli uffici e gli enti regionali per decidere, quando a luglio avremo tutti i risultati idraulici del Rupinaro, come comportarci sulla progettazione dei ponti dell'intera asta fluviale del torrente Rupinaro. Per il ponte di Corso Italia, intanto, visto il risultato soddisfacente di oggi, il Comune medita di apportare delle variazioni alle limitazioni di carico già in vigore. Ad oggi ci sono 45 tonnellate come portata massima. Verificheremo a chiusura completa di tutti i collaudi di trovare delle piccole deroghe che possono essere rilasciate quando ci saranno dei trasporti eccezionali.
In 2 giorni la ditta Pacciaider e Partner di Bolzano verificherà anche gli altri ponti sul Rupinaro. Particolare sarà l'intervento a San Pier di Canne domani sera alle 21. Il ponte è nato costruendo, vuol dire ci sono veramente 5 strutture diverse da pila in pila, ci sono diverse impostazioni, diversi anni di costruzione. I tubi della carotatrice si addentrano sempre di più nelle fondamenta del ponte. Lo scavo si fermerà una volta raggiunta la profondità di 20 metri. 2 le ditte, la M3D di Genova e la Edi Control di Arenzano, che avranno il compito nei prossimi giorni di analizzare nel dettaglio la struttura del ponte sulla provinciale 33 in via Prioria a Carasco, collegamento conosciuto meglio come del Settembrin. Iniziato nei giorni scorsi, l'intervento in queste ore ha richiesto l'installazione di un semaforo che regolamenta il traffico a senso unico alternato. Da domani e fino a venerdì, tuttavia, il traffico resterà interrotto durante il giorno. Dalle 8 alle 19 nessun veicolo potrà transitare lungo la carreggiata, occupata dalle strumentazioni che saranno installate. Oltre ai sondaggi, infatti, una decina in tutto, quelli che dovranno essere effettuati sia in verticale sia in orizzontale, saranno posizionati anche dei sensori che nel corso delle prove di carico dovranno registrare il comportamento e le risposte dell'infrastruttura. Obiettivo di queste operazioni è quello di verificare la solidità del ponte e la sua sicurezza. Già nell'ottobre del 2017 era stato necessario chiudere la circolazione per portare a termine un intervento di consolidamento di una delle pile. Una corona di calcestruzzo era stata realizzata intorno alle fondazioni della pila centrale, questo per proteggerla dall'erosione del torrente e appunto consolidarla. Ora questa prima operazione trova il suo seguito nell'analisi approfondita dei materiali e delle componenti con le quali è stato fatto a suo tempo il ponte. La chiusura del traffico non porterà particolari problemi per la Val Graveglia, la cui accessibilità non viene interessata. Inevitabile però l'utilizzo della strada di Caperana e di San Lazzaro per quei veicoli diretti in questa zona del comune di Carasco. Una buona notizia per gli automobilisti arriva però dall'inizio della provinciale 225. Il cantiere, che ha reso necessario l'installazione di un semaforo all'altezza del bivio per via Conturli, è stato rimosso in mattinata. Il traffico per tutto il periodo pasquale sarà garantito a doppio senso. Soltanto nelle prossime settimane si completerà la seconda parte dell'intervento, che riguarda la sostituzione di un tubo dell'acquedotto.